Ciao a tutti amici di Matto Scacco, continua questa serie di video, siamo già al terzo e il mio avversario è tale bot di chess.com di nome Thomas o Thomas. C'è una bandiera accanto al suo nome, forse bandiera svizzera? Ok, confermo. Bandiera svizzera, bot, software che simula la forza di un 1200. Vediamo come va. Ok, gioco E4 come prima mossa, C5 da parte di Thomas. E a questo punto cerco di giocare qualche linea principale. Solitamente il giocatore che ha magari un elo non molto alto potrebbe avere delle lacune o comunque sia potrebbe avere delle conoscenze ridotte dell'apertura. Quindi cerco di creare una sorta di duello teorico e vediamo fino a dove riesco ad arrivare. Cavallo F3, mossa più comune, più giocata della difesa siciliana, e dopo D6 posso intuire che il mio avversario, così come spesso accade, voglia giocare qualcosa come G6, alfiere G7, quindi il tipico sistema del dragone della difesa siciliana. D4, pedone conquista il centro, e ogni volta che un giocatore ha due pedoni centrali e avrete la possibilità di cambiarlo, probabilmente dovrete farlo. Quindi pedone per D4, cavallo per D4, e dopo cavallo F6, cavallo C3. Dunque siamo ancora in piena teoria, mosse abbastanza logiche, e A6 interessante, e chiaramente A6 adesso la variante della siciliana che affronterò potrebbe essere la famosa variante Najdorf, quindi l'impostazione del mio avversario potrebbe essere con un pedone in E6, successivamente cercare di giocare B5, oppure potrebbe giocare qualcosa di un po' più estroso, meno conosciuto come E5. Senza entrare troppo nel dettaglio, gioco la linea un po' più tagliente. Vediamo, come vi dicevo, cercare di giocare a posizioni molto teoriche per vedere cosa conosce il mio avversario. Alfiere G5, l'idea potrebbe essere alfiere per F6, poteva essere alfiere per F6 perché adesso non avrebbe più molto senso a causa della cattura di donna, e quindi F4. Molti di voi, o comunque sia, vi invito a cercare un video che ho commentato credo l'anno scorso, una partita della Najdorf con il pedone avvelenato. Qual è la variante del pedone avvelenato? Solitamente questo pedone della colonna B, sia per il bianco che per il nero, quando non è difeso, potrebbe essere interpretato come un pedone avvelenato. Io do un pedone al mio avversario ma cambio, diciamo, devo avere qualcosa. Esiste una variante abbastanza nota dell'apertura Najdorf dove la donna si sposta in B6 attaccando il pedone B2 e il bianco, tra virgolette, se ne frega, cioè si disinteressa dalla difesa di quel pedone. Cosa gioca? Cerca di accelerare il suo arrocco per poi attaccare il più possibile. Il mio avversario qui, Thomas dalla Svizzera, software di chess.com, gioca alfiere 7 e a tal proposito gioco donna F3, la cui idea è arroccare lungo e in alcune occasioni cercare di lanciare, di portare i miei pedoni del lato di re in avanti creando ovvie minacce. Arrocco lungo e continua questo duello teorico. Dopo cavallo di 7 si raggiunge una posizione principale dell'apertura Najdorf, quindi ok, Thomas potrebbe essere il tipico giocatore che con un punteggio elo di 1200 punti si avvicina al gioco degli scacchi, ha già maturato tanta esperienza, perché come sempre accade, magari chi gioca su una piattaforma come chess.com inizia con, se non sbaglio, con 1000 punti, e quindi per raggiungere questo scalino dopo scalino per arrivare a 1200 punti ovviamente è stata maturata tanta esperienza che avrà portato il mio avversario a giocare qualcosa di teorico, o perché ha visto qualche video, o perché ha studiato da qualche libro, o perché ha fatto degli approfondimenti personali osservando qualche partita. Ok, cavallo di 7. Il ruolo di questo cavallo è quello di saltare in C5 per dar fastidio al pedone in E4. Non è questo il caso. Prima di prendere iniziativa sul lato di donna, il nero il più delle volte spinge in B5, idea B4, e cerca appunto di sfruttare la donna contro il mio re in condizione di arrocchi contrapposti. Quindi finché quando lui arroccherà a lungo, arroccherà a corto, saremo proprio nel pieno di arrocchi contrapposti. Comunque in occasione di arrocchi contrapposti ciò che bisogna cercare di fare è portare il prima possibile i pedoni in avanti.
Anticipando un possibile arrocco corto, gioco G4. L'idea potrebbe essere catturare per spingere in G5, o forse catturare per giocare 5, e dopo H6 mi obbliga e comunque mi costringe a fare qualcosa di concreto, cercando, come dicevo prima, di creare tanta teoria. Io catturo in F6, vediamo un po' come andrà. Dopo alfiere per F6 proseguo con H4. Come vedete, questa è una posizione abbastanza divertente per i pedoni del bianco. Sono 4 pedoni tutti sulla stessa traversa. In quali aperture esiste qualcosa del genere? In quali aperture vedrete 4 pedoni lì che allegramente andranno in avanti tutti insieme? E in quasi nessuna, sicuramente nella Najdorf. Donna C5, chiediamoci cosa vuole fare il mio avversario. Ok, il mio avversario vuole coordinare la sua donna con l'alfiere su D4. Non mi piace, o difendo o sposto il cavallo. Quale potrebbe essere la considerazione? Se io difendo, e chiaramente raggiungo il mio obiettivo, non perderò il cavallo, però ciò che non mi piace è che si possa semplificare tanto, perché se io gioco donna D3 lui potrebbe catturare il cavallo, io ricatturo, l'alfiere riprende, la torre sarà l'ultimo pezzo a catturare in D4, però ho tolto tantissimi pezzi dalla scacchiera. E allora cerco di mantenere i pezzi in gioco. Cavallo B3, attacco la donna, e questo è il momento in cui cerco io di attaccare. Ricordate quei famosi 4 pedoni che avanzano allegramente lì in avanti verso il avversario, e iniziamo col pedone G. In caso di cattura riprendo col pedone H, solita regoletta, cerchiamo di prendere dall'esterno verso l'interno, ma cosa molto importante, l'idea è quella di aprire la colonna H. Alfiere per C3, non credo che sia una mossa forte. Nella siciliana il più delle volte l'alfiere di Casanere è il miglior pezzo, più lo manteniamo in gioco più potrei avere un compenso. Ok, alfiere per, donna per, la donna da qui punta e guadagnerà un tempo contro il pedone che lì in G7 non è difeso da nessuno, e quindi donna per G7 abbastanza spontanea, guadagnando un tempo contro la torre. Torre per H4. Ok, a questo punto subentra la fase di calcolo, perché è chiaro che la mia torre lì in H1 non è difesa da nessuno, e ci potrebbero essere delle risorse, delle minacce possibili. Ad esempio, se io giocassi scacco, probabilmente lo obbligo a tornare indietro. Ok, c'è da dire che Tommaso è un giocatore coraggioso, perché sta giocando con il re lì al centro della scacchiera, e qui cerco di indebolire un po' la sua posizione. Torre per, pedone per, sullo scacco ricatturo qui, e quindi non mi dispiace. E dopo donna per H4 ho un buon controllo delle case nere, e questo obbligherà il nero per qualche mossa a restare con il re al centro. Ok, prima dicevo, è molto importante, soprattutto quando avete più conoscenze del vostro avversario, o comunque sia pensate di avere maggiori conoscenze, se volete giocare per il matto cercate di mantenere i pezzi in gioco. Quindi tutte queste semplificazioni in realtà hanno portato a una posizione probabilmente un po' più semplice da gestire per il nero, anche se la donna in H4 direi che domina la scacchiera. Alfiere di 3, tipica mossa di sviluppo, lascio spazio alla torre che potrebbe nuovamente saltare lì verso case ambiziose, e qui direi che cavallo G6 è forte. Cavallo G6 non l'ho considerata poi tantissimo. La sua idea, donna e 3 scacco. Ok, bravo Tommaso. Tommaso è un giocatore esperto. Adesso sono costretto, probabilmente l'ho sottovalutato, adesso sono costretto un po' a inventare qualche attacco. Donna H7 magari. Donna H7, se il cavallo si sposta do scacco mi rifaccio sulla torre, e adesso dopo questo scacco sposto il mio re. Se donna per F4, attenzione, perché questo pedone che sembrava non essere difeso era difeso indirettamente per via di questa furba fastidiosissima torre F1.
Ok, torre F1 di per sé è già una mossa molto interessante che mi darebbe un gioco molto ambizioso. Tuttavia interpreto che donna F2, da qui voglio andare in H4 e togliermi pezzi dalla scacchiera. E ci sta tutto. Adesso cerco di creare un gioco complesso. E5, attiviamo questo alfiere. E per attaccare, chiaramente su donna H4 seguiva l'immediata e vincente alfiere per G6, e su cavallo F8 che mi attacca la donna direi che donna G7 risolve un po' i miei problemi. Su donna per F4 c'è sempre questa fastidiosa torre F1. Ok, pedone cattura, torre F1 l'idea, vediamo un po' che succede perché qui torre F1 sembra abbastanza spontanea. Ok, torre F1 lo obbligo a giocare donna H5 perché è prioritario difendere il pedone F7 e a questo punto direi che quando lui arrocca io mangio il pedone F7, sono contento, soddisfatto e allora cerco di migliorare i miei pezzi. Domanda per tutti, ci sono case deboli? Sì, e ce ne sono due molto importanti perché controllate e difese dal mio pedone e allora cerco di dirigere il mio cavallo proprio verso quelle due case. Questo cavallo potrebbe saltare in E4 per puntare a F6 o potrebbe saltare in C4 per saltare in D6. Ok, cavallo D6 la considero in questo momento molto forte. Vediamo un po'. Su cavallo D6 immagino che mi debba sacrificare la torre, perché poi mi troverò con 1, 2 e 3 attaccanti su F7. Quindi cavallo D6, immagino torre per D6 costretto. Tomas è stato costretto a sacrificarmi la torre, non voleva senz'altro, e a questo punto è una qualità in più. Qualità in più che mi permette di creare una nuova tattica, perché facciamo attenzione che il punto F7 era la casa dove io avevo coordinato più pezzi, torre donna tutto contro F7, ma indirettamente c'è anche un altro attaccante che questo alfiere che lì da lontano potrebbe subentrare in G6. Come posso avere un'idea tattica? Devo chiedermi cosa voglio fare il mio avversario ed effettivamente non vuole minacciare nulla. Quante case controllo intorno al re del nero? Ok, sicuramente la casa F8 con la mia donna, la casa F7 con donna e torre, e indirettamente arriverà questo alfiere. Qui siamo in presenza di una tattica interessante che sarebbe torre per F7. Purtroppo la fretta, come sappiamo, nel gioco degli scacchi non aiuta per nulla, quindi torre per F7 che sembra vincente perché su donna per F7 arriverà alfiere G6 inchiodando la donna, e il giocatore che ha fretta potrebbe cadere in qualche controindicazione e sono sicuro che tanti di voi, ma anche a me è successo, che preso dall'entusiasmo di una mossa fantastica poi alla fine sottovalutiamo il controgioco avversario, quindi la sua minaccia è proprio qui sull'ultima traversa. E allora per evitare questa minaccia sull'ultima traversa creo una via di fuga, perché torre per F7 adesso sì che funziona, perché torre per F7 prepara alfiere G6. Eccola qui, alfiere G6 giocata, e immagino alfiere D5 mossa necessaria, e a questo punto comunque sia ho del materiale in più. Allora, ho del materiale in più, giocando sulle inchiodature probabilmente si potrebbe anche catturare questo pedone. Magari la sequenza corretta potrebbe essere uno scacco qui in H8. In fondo la donna inchiodata non si può spostare. E su cavallo F8 io ti catturo in E5 dando scacco. E come prima la donna è inchiodata, quindi non si può spostare troppo. A questo punto l'alfiere mio non è più difeso da nessuno, è il momento di catturare la donna. E come vedete il mio vantaggio donna contro due pezzi leggeri, ma un fortissimo pedone D è chiaramente notevole. Come poter continuare? Direi che è il momento di coordinare i miei pezzi proprio insieme. Quindi qual è una casa in comune tra questi due pezzi? Forse l'occupazione della casa 7. Donna F4 scacco. Idea donna F6. Donna F6 quindi non è stata possibile, però donna G5 è molto forte. O meglio, potrei anche aspettare. In fondo non ho tutta questa fretta. Faccio una mossa che migliora la mia posizione. E a questo punto cavallo G6 scacco mi permette di giocare scacco di nuovo. O meglio, cavallo G6 non era scacco, però stava andando avanti. E dopo D7, per fermare il mio pedone verso la promozione, dovrà darmi l'alfiere. Il vantaggio di materiale aumenta. E a questo punto cerchiamo di conquistare
e ulteriormente spazio. Scacco intermedio, il re dovrà difendere il cavallo, io intanto catturo pedoni e come vedete qui la posizione è totalmente sotto controllo. Il pedone B va in avanti, qui non c'è assolutamente alcun controgioco da parte del mio avversario e quindi cerco di giocare mosse facili delle quali non ho bisogno di pensare troppo. Ok, nuova donna all'interno della scacchiera e qui è una questione di tecnica, di calcolo, ma ricordate che se avete un vantaggio materiale importante, anche se non sarete precisi, la posizione la vincerete lo stesso. Quindi magari piuttosto che dare matto in 4 mosse me lo date in 10, il risultato è esattamente lo stesso. Fate attenzione allo stallo, chiaramente. Finché date sempre scacco, non ci saranno temi di stallo. Ok, 3-0. Nicolò batte i bot di chess.com, in questo caso Thomas, simulatore di giocatore di 1200 punti. E anche qui ci sono stati tanti spunti didattici, soprattutto avete visto un po' come gestire questa famosissima e fortissima apertura Najdorf. Appuntamento alla prossima! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!